Eccoci qua, bentornati sul mio canale. Oggi vi volevo raccontare una cosa che in verità sto imparando con l'esperienza. All'inizio lo davo tanto per sottovalutata e adesso dopo quasi 10 anni, adesso quest'anno mi pare che siano 8 anni o 9 anni, ormai inizio già a perdere il conto che lavoro, sto prendendo pian piano confidenza con questo principio. Cioè il principio della ridondanza. Non dirò ridondanza perché continuo a sbagliare questo termine, ma dirò ridondanza che è l'italiano corretto. Quando noi ci strutturiamo a livello di hardware, quindi ad esempio compriamo il nostro primo computer, la nostra prima fotocamera, diamo per scontato che la tecnologia non si romperà mai, o comunque diamo per scontato che tutta la nostra infrastruttura, no? Chiamiamolo con questo termine, durerà per sempre, cioè saremo solo noi che ad un certo punto la dichiareremo vecchia e quindi la andremo ad aggiornare. In verità mi sto accorgendo, e purtroppo succede anche ai miei colleghi, che basare tutta la nostra, fiducia in un tipo di tecnologia, tipo ad esempio decidiamo di utilizzare una fotocamera, sappiamo che è molto performante, la casa madre ci dice che funziona benissimo, però questo non è detto che ci copra da eventuali sfighe o sfortune, chiamiamole come volete. Cosa significa? Che ad esempio stiamo facendo un lavoro, utilizziamo quella fotocamera che teoricamente è super affidabile, ma nel momento in cui andiamo a scattare, accidenti, c'è un problema, la fotocamera ad esempio ha un cortocircuito, gli si rompe un piccolo pezzettino o ad esempio ti cade per terra, perché può succedere purtroppo anche questa cosa qua, non abbiamo più lo strumento per portare a casa il lavoro. Ecco, praticamente ridondanza significa semplicemente cercare di raddoppiare l'infrastruttura, chiaramente nei limiti del possibile, cioè è sempre bene avere il doppio dell'attrezzatura, quindi nel mio caso ad esempio ho 2 fotocamere, 2 computer che in caso di problemi vanno un attimo a risolvermi dell'impasse dal punto di vista tecnologico. Vi racconto solo questa brevissima storia, ma giusto per farvi capire l'importanza di questa cosa qua. Qualche anno fa lavoravo solo con un portatile, funzionava benissimo, tutto bene. Fatalità, stavo esportando un progetto molto grosso, si surriscalda il portatile, si spegne di colpo, morto. Ecco, quello è il momento in cui capisci che aver avuto un altro computer non sarebbe mica stato, una brutta idea, perché al di là magari delle prestazioni, cioè tu puoi avere un computer magari molto potente e magari uno semplicemente il classico muletto, quindi quello che ti aiuta nel caso di imprevisto, però questo non ti fa fermare i lavori. Adesso fatalità, quando mi si era piantato il mio computer, che comunque aveva avuto un piccolo cortocircuito sulla scheda grafica, quindi in verità era anche abbastanza facile da sostituire, però il problema è che sono stato fermo un giorno e mezzo e ho avuto un ritardo su quella consegna del lavoro. Questo dato semplicemente perché non avevo un sostituto nel momento del bisogno. Quindi cercando di riassumere un attimino questo piccolo concetto, secondo me dove possibile cerca sempre sia che sei freelance ma anche che sei dipendente, cioè questa cosa qua secondo me va al di là del nostro orientamento dal punto di vista dello sviluppo del proprio lavoro. Cerca sempre di raddoppiare la tua strumentazione quando sai che ne fai un grande uso, cioè se tu tutti i giorni esci a fare passeggiate e scatti fotografie, molto probabilmente ad un certo punto avresti bisogno di avere 2 corpi in macchina per sopperire un eventuale problema dal punto di vista tecnologico. Magari c'è la giornata perfetta per scattare, tu non sei non hai la strumentazione per uscire. Questo è un problema. Diciamo che oggi secondo me conviene sempre giocare ad avere una versione sempre un pochino avanzata e una versione un pochino muletto, una versione base che comunque in caso di problemi, in caso di necessità, sappiamo che riusciamo a parare il colpo, riusciamo a continuare la nostra lavorazione magari con una qualità leggermente inferiore, però secondo me in caso di emergenza, piuttosto di mollare lì tutto, conviene portare a casa con un risultato magari leggermente più bassino e nel frattempo cercare di riparare la strumentazione o andarla a sostituire. Questo è un principio molto facile, molto scontato, ma vi assicuro che pochissimi ci pensano. Ultima piccola chicca, chiaramente questa cosa qua vale anche non solo per la strumentazione che utilizziamo per lavorare, quindi nel caso ad esempio mio, cioè le fotocamere, la parte di lenti, la parte di action cam, tutta un pochino la struttura per produrre contenuti, ma ad esempio questo principio qua si può applicare anche a quello che è il backup dei file, cioè per quanto il mio hard disk sia affidabile, per quanto il mio computer sia affidabile o la mia soluzione di archiviazione cloud sia affidabile, non è detto che domani non ci sia un problema. Non vi vorrei portare sfiga, però anche in questo caso qua, secondo me, duplicare e dimezzare il rischio non è mai una brutta idea. Spero che questo contenuto sia stato utile. Se c'hai qualche dubbio scrivimi pure qua sotto e ti aspetto al prossimo video. Ciao!